Col seguito di oltre 1000 tifosi gialloblu a Varese, il Verona va a caccia del record dei record, ovvero della nona vittoria consecutiva, ma i biancorossi, rivitalizzati dalla cura Maran, sono un osso duro, soprattutto tra le mura di casa. Si gioca per le zone nobili della classifica. L'Hellas è secondo con 37 punti, 4 in meno del Torino capolista fermato ieri a Modena. Il Varese, a quota 27, cerca una vittoria per entrare in zona playoff, ma Nieto Pereira spreca la prima occasione dopo 9 minuti, calciando debolmente tra le braccia di Rafael. Il Verona risponde per le rime con una conclusione dal limite di Jorginho, che chiama Bressan ad una difficile deviazione, e al 26esimo con un rasoterra di Ferrari sul fondo a fil di palo. Un minuto dopo Varese vicinissimo al vantaggio col solito Nieto Pereira, che si presenta ancora solo davanti a Rafael. La micidiale bordata dell'attaccante varesino si stampa sul palo. Il tempo si chiude con un tentativo di Alfredson corretto da Ferrari, che non inganna Bressan. Il secondo si apre con un bolide di Cacciatore che sfiora l'incrocio dei pali. Poi il confronto ristagna per lunghi tratti a centrocampo. Alla mezz'ora si rivedono in avanti i gialloblu, ma Pickelman, sbilanciato, conclude oltre la traversa. Finisce 0-0 e il Verona conserva in solitudine il secondo posto a 3 lunghezze dalla vetta.